Abbiamo visto questa persona sospetta, vestita tutta di nero, con la mascherina e il cappuccio, e io sono andato di là a vedere dalla vetrata e ho visto che era dietro il banco. Dopodiché lui, quando si è accorto di me, è iniziato a scappare lungo la strada. Ha affrontato la situazione di petto Marzio D'Adalta, macellaio di Via Canova, quando ha capito accanto alla moglie che qualcosa nel vicino negozio stesse accadendo. Sono le 19:30, il sedicenne si trova nel panificio, ha appena estratto il coltello di 20 centimetri e minacciato la commessa, facendosi consegnare l'incasso di giornata, circa 400 euro. Ho avuto molta paura, racconta la donna, che preferisce non apparire ma che ammette di aver visto quel ragazzo già altre volte. La fuga che ne segue è rocambolesca. Abbiamo iniziato a correre di dietro, io e un altro ragazzo, un inseguimento durato 30, un minuto e mezzo. L'abbiamo preso e poi abbiamo aspettato che è arrivato il carabiniere qua di sopra in borghese. Il sedicenne si vede braccato e non riesce a raggiungere la bicicletta posteggiata lì vicino. Voleva che lo lasciassimo andare, e però io gli ho detto no, perché sennò dopo mi combini ancora queste cose qua, magari domani o tra una settimana, e adesso stai qua tranquillo. Sinceramente mi sembrava anche un bravo ragazzo, sai, non era uno, aveva problemi a casa, diceva così, insomma, solite cose. Situazione familiare disagiata e già seguita dai servizi sociali del comune. Lo stesso sedicenne italiano ora si trova a casa della madre di origini straniere con obbligo di dimora disposto dal Tribunale dei minorenni. Manca la coesione della famiglia, questi ragazzi alle volte si ritrovano con famiglie che non li accudiscono e quindi si trovano ad essere disadattati, e da questo disadattamento possono sorgere anche comportamenti del tutto anomali come quello di ieri. Sindaco che però sottolinea come il pronto intervento dei cittadini macellaio in testa sia il segno di una rete sociale che funziona. Certo, il giorno dopo anche per i diretti interessati restano molti interrogativi. Così a mette freddo non so se lo rifarei, perché dopo comunque aveva un coltello, io non sapevo che coltello avesse, e quindi sì, al momento non ti rendi conto che rischi, insomma, qualcosa.